Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro ultimo appuntamento settimanale con Onda Libera. Vediamo di approfondire subito gli argomenti del giorno, alcuni degli argomenti del giorno e partiamo peraltro anche dalle notizie di mattinata. La prima pagina dell'agenzia ANSA si apre questa mattina con i tank di Israele a Gaza, dalla striscia pioggia di razzi, titola l'ANSA, durissimo il bilancio dall'inizio dei combattimenti, 260 morti, oltre 2000 feriti. Le forze di terra israeliane proseguono la loro avanzata. Il capo di Hamas dice la loro offensiva fallirà. Mentre l'altra notizia, in primo piano, è relativa naturalmente all'aereo abbattuto in Ucraina, trovata una delle scatole nere, titola l'agenzia ANSA. Per Putin una tragedia che dimostra l'urgenza della soluzione della crisi ucraina, dice il presidente russo. Per i separatisti filorussi dai separatisti filorussi verrà dato il permesso agli ispettori internazionali di accedere al luogo del disastro aereo nel quale sono morte 298 persone. È stata trovata dunque una delle scatole nere del Boeing della Malaysia Airlines, colpito da un missile precipitato ieri, causando 298 morti. Non si sa al momento se si tratti dell'apparecchio che registra le conversazioni dell'equipaggio o quello che contiene i dati di volo. La tragedia mostra la necessità di una soluzione urgente e pacifica della crisi in Ucraina, ha detto il presidente russo Vladimir Putin, parlando al telefono col premier olandese Mark Rutte, secondo un comunicato del Cremlino. L'Olanda è in lutto per il disastro aereo, hanno trovato la morte almeno 154 cittadini dei Paesi Bassi. Le bandiere sono state issate a mezz'asta in tutta Olanda e in tutte le ambasciate. Il premier Rutte, rientrato dal luogo di villeggiatura dove si trovava con la famiglia, ieri sera è andato all'aeroporto di Schiphol, Amsterdam, prima di raggiungere la sede del governo all'Aia. Intanto i separatisti filorussi hanno dato il loro assenso e hanno detto sì all'accesso sicuro e senza limiti a ispettori internazionali sul luogo del disastro aereo. Lo ha annunciato l'OSCE, precisando che il contatto è avvenuto durante una videoconferenza del gruppo di contatto sull'Ucraina. Nel comunicato l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, precisa che l'accesso sarà assicurato sia a una commissione nazionale di inchiesta che comprende investigatori internazionali, sia a osservatori dell'OSCE stessa. I rappresentanti dei separatisti si sono anche impegnati a chiudere la zona della catastrofe e a permettere alle autorità locali di cominciare i preparativi per il recupero dei corpi. Inoltre si impegnano a cooperare con le autorità ucraine su tutte le questioni pratiche. Molti passeggeri del Boeing erano diretti in Australia, a Melbourne, per il convegno internazionale delle Nazioni Unite sull'AIDS, in programma dal 20 al 25 luglio. È stato il direttore dello UNAIDS, il malese Michel Sidibé, a twittare la notizia. I miei pensieri e le mie preghiere, ha scritto, vanno alle famiglie delle persone morte tragicamente a bordo del volo MH17. Molti dei passeggeri erano in viaggio per il convegno AIDS 2014 qui a Melbourne, ha scritto il direttore dell'agenzia dell'ONU per l'AIDS, Sidibé, sul suo profilo Twitter. Così riporta l'agenzia ANSA in prima pagina. Tra le altre vicende di prima pagina dell'agenzia ANSA c'è poi il caso Ruby. Oggi la sentenza, i giudici in Camera di Consiglio, Berlusconi imputato per concussione e prostituzione minorile, già condannato a 7 anni in primo grado. La sentenza è attesa intorno alle 13. E infine gli andamenti dei lavori parlamentari, l'ostruzionismo che frena le riforme, ma il premier Renzi che garantisce ok in 15 giorni. E adesso vediamo di ritornare su alcuni degli argomenti di oggi, anche trascurati per motivi di tempo in rassegna stampa. C'è innanzitutto un articolo di cui dar conto, viene dal Corriere del Veneto, nella sua pagina di Vicenza, e ha a che fare con il caso di Iara Gambirasio e l'arresto di Massimo Giuseppe Bossetti. Titola oggi il Corriere del Veneto, pagina di Vicenza: Iara parla la testimone vicentina, voglio rendere giustizia a Bossetti, la procura che sta indagando, quella di Bergamo, mi deve ascoltare. È una donna che è pronta a partire per Bergamo e dice la mia non è una bufala, riferirò ogni particolare. Voglio solo che sia fatta chiarezza sul sacrificio di Iara Gambirasio, dice questa donna. Questa donna, ne hanno parlato i giornali, per la verità, in alcuni trafiletti un paio di giorni fa. Si tratta di una persona, una donna, che è andata da un avvocato
l'avvocato Agron Shanai, avvocato a Vicenza, la donna è vicentina, perché doveva raccontare delle cose. Questa donna, a quanto pare, ha cercato di contattare la procura di Bergamo anche in passato perché aveva delle cose da raccontare e le ha raccontate all'avvocato Shanai, invece che agli avvocati difensori, a dire il vero, di Massimo Giuseppe Bossetti o alle parti coinvolte. L'altra parte, peraltro, è il pubblico ministero. La donna sostiene di aver già chiesto più volte in passato, a partire già da dicembre del 2010, cioè in pratica nell'immediato periodo successivo alla scomparsa di Chiara Gambirasio, la donna dice già da allora e più volte poi negli anni di aver chiesto al pubblico ministero che coordina le indagini di essere ascoltata e di non avere mai invece avuto una risposta, così dice lei. A questo punto va da un avvocato e formalizza quello che ha da dire, ma non dall'avvocato difensore di Bossetti, cioè dalla parte in causa, da un avvocato terzo. Questa è un'anomalia, diciamo pure, da un punto di vista procedurale, formale, credo anche di correttezza, da un punto di vista squisitamente professionale, o comunque qualcuno potrà eccepire perché questo avvocato non ha un ruolo in causa al momento. Sta di fatto che, separando la questione, diciamo così, professional formale e anche però credo possa essere pregiudizievole, magari, chi lo sa, per il contenuto delle cose, appunto il contenuto delle cose che questa signora dice, ne diamo conto, perché la vicenda è stata trattata in maniera piuttosto sintetica dai grandi giornali e dalla grande informazione. Insomma, questa signora cosa dice? Poi si vedrà, testimone attendibile o no, tante cose da vedere, però questa signora dice di essere stata in passato, di aver tentato in passato più volte di dire la sua alla procura, ma di non averne mai avuto la possibilità. La procura non l'ha mai ascoltata e a questo punto va dall'avvocato in questione, che non è l'avvocato difensore, non è nessuno dei due avvocati difensori di Bossetti. Comunque sono pronta a confermare all'autorità giudiziaria quanto ho sostenuto nel verbale stilato dall'avvocato Agron Shanai, affinché ogni elemento venga attentamente valutato e, se necessario, riesaminato per rendere giustizia al sacrificio di Chiara Gambirasio, che ha affrontato da sola, senza genitori, il suo atroce destino ed è rimasta per 3 mesi abbandonata in un campo. Sono queste le parole della testimone vicentina, alla quale hanno accennato i giornali, qualche giornale in questi giorni. Questa signora vicentina esce allo scoperto, scrive oggi il Corriere del Veneto, ma vuol mantenere l'anonimato. È una signora di Vicenza, appunto, che si è affidata al legale Shanai, che è anche il legale dell'associazione Vite Sospese, per stilare un verbale di sommarie informazioni testimoniali, che è un atto, per la verità, che può compiere l'avvocato difensore, evidentemente, cioè uno dei 2 avvocati di Bossetti. Ad ogni modo, superata questa questione, io non sono in grado di dire attualmente se questa questione poi possa avere un peso nel valutare o meno ciò che dice questa donna, però può anche darsi che abbia un peso in senso negativo. Ad ogni modo, andiamo al contenuto per il momento, tutto da verificare naturalmente. Quindi questa signora esce allo scoperto, ma vuol mantenere l'anonimato e parla oggi col Corriere del Veneto. È una signora vicentina, appunto, che ha detto alcune cose all'avvocato Shanai. Il verbale, diciamo così, di sommarie informazioni testimoniali, si chiama così SIT, cioè praticamente dichiarazioni che uno fa davanti all'avvocato e formalizza e mette per iscritto. Questo documento è già stato inviato alla PM di Bergamo, Letizia Ruggeri, che coordina le indagini. Quanto riportato in questo documento, la signora oggi lo ripete al Corriere del Veneto. E che cosa dice questa signora? Il mio intento è di confermare quanto è stato comunicato alla stampa e suscitare interesse nella collettività su questo atroce delitto, ma è il mio intento di suscitare l'interesse anche dell'autorità giudiziaria, perché gli stessi contenuti, le stesse cose che ha formalizzato nel verbale davanti all'avvocato, la signora sostiene di averle già dette per lettera inviata allo stesso PM negli ultimi anni, però senza riscontri, dice la signora, per cui a questo punto sono andata dall'avvocato e ho formalizzato il tutto e l'ho mandato alla procura.
di Bergamo, che avevo già messo a conoscenza di tutto quello che dovevo dire per lettera, ma la procura di Bergamo, dice questa signora, non mi ha dato alcun riscontro. E a questo punto io vado dall'avvocato, formalizzo, mando alla procura perché voglio avere riscontro anche dall'autorità giudiziaria. Che cosa racconta? Una settimana dopo la scomparsa di Yara, cioè il 26 novembre del 2010, Yara scompare in quella serata intorno dopo le 18:30. Una settimana dopo, il 26 novembre 2010, racconta questa donna, mi trovavo nella Bergamasca e ho parlato con i genitori della ragazzina, che allora si pensava rapita. Pensieri su pensieri, ipotesi sul perché del rapimento, sul dove, apprensione e paura. A un certo punto papà Fulvio Gambirasio, il papà di Yara, a un certo momento avrebbe invitato la moglie Maura a tacere per tutelare anche gli altri figli. Avrebbe detto queste parole, secondo quello che racconta questa testimone, il signor Gambirasio: ti prego, basta, rivolto alla moglie, ne abbiamo altri da proteggere, avrebbe detto Gambirasio. Le indagini difensive dell'avvocato Agron Kshanay, difensive fino a un certo punto, perché in realtà l'avvocato in questione non sta facendo la difesa di nessuno, cioè le parti coinvolte nelle indagini per ora e in un futuro processo sono ovviamente, per ora è una per la verità, ovvero chiaramente la famiglia Gambirasio, ma dall'altra parte c'è un arrestato che è sospettato dell'omicidio, ovvero il signor Massimo Giuseppe Bossetti, in carcere. Comunque, indagini difensive, definiamole così, è improprio, dell'avvocato Kshanay, si focalizzano sul racconto di questa signora vicentina che altre 2 persone presenti quel giorno con i genitori di Yara sono pronte a confermare. Queste indagini conforterebbero la versione di Massimo Giuseppe Bossetti, scrive il Corriere del Veneto, cioè che la morte di Yara sia legata a motivi di vendetta maturati nell'ambiente di lavoro del padre, perché il padre aveva pronunciato questa frase davanti a 3 persone, compresa la signora vicentina di cui sta parlando il Corriere del Veneto di oggi. Ti prego, basta, rivolto alla moglie, si parlava di eventuali vendette, perché di figli ne abbiamo altri da proteggere. Peraltro c'è anche l'altra questione, che Yara non era supposta uscire di casa quel giorno, nessuno lo sapeva che sarebbe uscita, doveva uscire la sorella a portare il famoso stereo, e questo legittimerebbe anche un'ipotesi, che colpire l'una o colpire l'altra sarebbe stata la stessa cosa. Il messaggio era rivolto, diciamo così, al genitore o ai genitori. Insomma, tutto naturalmente con un grosso punto di domanda, tutto da verificare, ma la procura dice di aver già verificato ampiamente questa ipotesi e di non aver trovato riscontri che rendessero percorribile questa via, questa pista, diciamo così. La procura dice: queste cose le abbiamo già verificate e non c'è stato motivo di proseguire le indagini in quella direzione lì. In ogni caso, scrive oggi il Corriere del Veneto, si rafforza, tra virgolette, sulla base di quello che dice questa signora, naturalmente, si rafforza l'ipotesi che la morte di Yara sia legata a motivi di vendetta maturati nell'ambiente di lavoro del padre. Desidero anche, prosegue questa signora vicentina, la testimone vicentina, rendere giustizia alla posizione processuale di un uomo che oggi si trova in carcere accusato di avere ucciso Yara per tutt'altre ragioni. Tant'è che è pronta la signora di Vicenza alla trasferta a Bergamo. Rimango in attesa della convocazione da parte della procura, dice questa per ora anonima signora, come le persone che ho citato nella deposizione per nome e cognome, cioè gli altri 2 testimoni che sarebbero pronti a confermare le parole di questa signora e che erano presenti al colloquio con il papà e la mamma di Yara. Un accenno in ultimo anche alle dichiarazioni della PM Ruggeri. La dottoressa Ruggeri, saputo dell'esistenza di questa persona, questa signora vicentina che è andata a formalizzare, tra virgolette, la sua testimonianza all'avvocato, la PM Ruggeri ha detto che non sarà difficile capire se questa testimonianza ha valore o se è l'ennesima bufala. Queste le parole della PM, alle quali risponde questa signora vicentina così: con il massimo rispetto per la magistratura e per la sua autonomia, mi sento di aggiungere che il pubblico ministero è tenuto ad ascoltare un testimone che ha rilasciato una deposizione scritta prima di definire prive di fondamento o frutto di invenzioni le dichiarazioni di una cittadina onesta e credibile che vuol contribuire al raggiungimento della verità sull'omicidio della piccola Yara. Così racconta oggi
il Corriere del Veneto. Vedremo cosa accadrà in relazione a questo fatto, che comunque, insomma, distinguendo appunto l'aspetto procedurale. C'è una signora che dice determinate cose e dice: non solo lo dico io e le ho ascoltate dalla bocca del papà di Yara, ma le hanno ascoltate altre 2 persone citate per nome e cognome in questo verbale, chiamiamolo così impropriamente. Abbiamo la pubblicità e poi, a proposito di magistratura, andiamo a questo interessante articolo in prima pagina sul Foglio di oggi, che prosegue nella prima pagina dell'inserto. È molto lunga, una chiacchierata di Claudio Cerasa con il procuratore capo di Prato, un magistrato da urlo, lo definisce il Foglio. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Finalmente siamo nella riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti? Mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, torniamo, dicevo, al Foglio di Giuliano Ferrara con il pezzo di Claudio Cerasa, che è una chiacchierata in realtà con il procuratore di Prato Piero Toni. Una gogna vista dalla procura è il titolo della conversazione di Cerasa con il procuratore di Prato. Gli abusi della custodia cautelare, cioè del carcere o dei domiciliari, la barzelletta dell'obbligatorietà dell'azione penale, le correnti. È una storia inedita sul processo Ruby. Un pomeriggio a Prato con un magistrato da urlo, scrive Cerasa, che riporta subito all'inizio dell'articolo le parole del procuratore di Prato Piero Toni, il quale premette la verità, perché in sostanza il procuratore se ne va in pensione con 2 anni d'anticipo e dice: lo faccio apposta per porre determinati problemi. La verità è che non era più possibile, non resistevo, non potevo continuare, era una situazione surreale, vedevo troppe cose che non avrei voluto vedere, e tra stare ancora 2 anni qui in mezzo a tutto questo e andare invece via facendo un po' di chiasso, riprendendomi la mia vita e lanciando un messaggio, la seconda cosa era l'unica da fare. Andarmene, cioè lanciando un messaggio, facendo un po' di chiasso, come dice il procuratore. In Italia, lo sanno anche i bambini, e questa è una frase pesante detta da un uomo che è nato nel 1941 e che ha fatto una vita all'interno della magistratura. In Italia lo sanno anche i bambini, dice il procuratore Toni. In Italia lo sanno anche i bambini, il processo non è più un semplice processo, ma è una gogna e a volte una vergogna. E chi ha coscienza del suo lavoro sa come funziona, sa i giochi che si fanno con gli imputati e sa come si usano le intercettazioni, le carte, gli spifferi, le indagini, gli arresti.
Bene, io dico no a fine carriera, e lo dico da sinistra, dice il procuratore Toni, lo dico da militante di una corrente della magistratura di sinistra, lo dico dopo aver girato mezza Italia e lo dico dopo 30 anni di carriera. La giustizia, purtroppo, in Italia non sempre funziona come dovrebbe funzionare. Sarebbe bello, sarebbe un sogno dire che è solo un problema di riforme e di scelte del governo, di leggi fatte e di leggi non fatte. C'è anche quello, sì, dice il procuratore Toni, ma il problema è nostro, prima di tutto, e fino a quando non cambieremo noi magistrati, non sarà possibile cambiare nulla. Questo signore che parla in questi termini si chiama Piero Toni, dicevamo, è nato a Zara il 3 giugno del 1941, è entrato in magistratura nel 1969, a 28 anni diventa giudice istruttore a Milano. A 30 anni si iscrive a Magistratura Democratica, la corrente appunto di sinistra della magistratura. Per 11 anni lavora a Venezia come giudice minorile, nell'84 si trasferisce a Firenze, nel 91 arriva alla Procura Generale di Firenze, dove diventa famoso e, creando scandalo, comincia a teorizzare che il magistrato deve interessarsi di più alla giustizia che non all'accusa. Durante il processo d'appello per i delitti del mostro di Firenze, parlando dai banchi della procura, dell'accusa, anzi del pubblico ministero, il dottor Toni finisce sulle prime pagine dei giornali per via della sua requisitoria, durata 5 ore, con la quale smonta punto per punto la sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise su Pietro Pacciani. Le parole che usò all'epoca il procuratore fecero scalpore. Mi pesa, disse il procuratore Toni, chiedere ciò che sto per chiedere di fronte a un imputato, Pacciani, che concentra in sé, con o senza colpa, perché sicuramente non avrà scelto lui la culla in cui nascere, buona parte del peggio della natura umana, perché Pacciani è violento e pericoloso, è bugiardo, sordido, prevaricatore, spregevole e lubrico. Il verbale di dibattimento è costituito da 80 fascicoli, però, disse Toni, di polpa non ce n'è poi tanta. Era il 1996, anni dopo Pacciani venne assolto. Passano i mesi, gli anni. Il dottor Piero Toni nel 2006 arriva a Prato e 8 anni dopo, cioè oggi, con 2 anni d'anticipo rispetto al previsto, decide di farsi da parte per dare un segnale e smetterla di avere a che fare con una giustizia ingiusta. La notizia del pensionamento anticipato di Piero Toni l'ha offerta in anteprima un giornale locale, Il Tirreno, 2 settimane fa. Tra un detto e un non detto si capisce che il procuratore di Prato è un tipo che non aspetta altro di parlare, di spiegare, di raccontare e di ragionare. E così contattiamo Toni via email, scrive oggi Cerasa sul Foglio, e gli chiediamo un incontro. Il procuratore ci pensa qualche giorno e alla fine decide di riceverci. A Prato, in Toscana, 20 minuti di treno da Firenze. Un vecchio palazzone a 1,5 chilometri dalla stazione, pini marittimi, molti faldoni accatastati, molti funzionari col pantaloncino corto, calzino bianco tirato su fino al ginocchio, camicie a quadri, maniche arrotolate, lunghi silenzi, rumori di porte schiaffeggiate dal vento. Piero Toni è qui, al 3° piano della procura, al suo penultimo giorno di lavoro, e ha voglia di parlare. Parlare di giustizia, di intercettazioni, di governo, di riforme, di processo, di correnti, di politica e di un dettaglio importante che riguarda un'inchiesta pesante, Ruby. Il procuratore ci fa accomodare nel suo studio, racconta Claudio Cerasa sul Foglio, tra una bustona ripiena di libri, una scatola con molti ricordi, un paio di faldoni con inchieste da definire, e accetta di rispondere alle nostre provocazioni. Lo guardi, lo studi, lo ascolti e capisci che nelle parole di Piero Toni c'è la voce di tutti quei magistrati che in tutti questi anni hanno osservato con frustrazione la trasformazione dei processi che regolano la giustizia italiana, i diritti della difesa calpestati, l'esplosione della gogna mediatica, la violazione sistematica della privacy, i mostruosi poteri concessi all'accusa, la progressiva politicizzazione delle procure. Il dottor Toni fissa negli occhi l'interlocutore, si dondola sulla sedia e inizia a parlare. Si comincia da qui, scrive Claudio Cerasa, che poi riporta le parole del procuratore di Prato.
Vede, non so come dire, dice il dottor Toni. Io faccio questo mestiere da molti anni, ho lavorato nelle procure più importanti d'Italia, con i poliziotti più importanti d'Italia, con i magistrati più importanti d'Italia. E già negli anni 70 mi ero accorto che c'era qualcosa che non funzionava, qualcosa di distorto, per certi versi inevitabile, che riguarda il tema della custodia cautelare, l'arresto. La verità è questa: è dagli anni 70, dice il dottor Toni, che i magistrati vivono con il cautelare, l'arresto, lo usano in modo discrezionale, con molti eccessi, e lo usano come se fosse un modo per determinare la certezza della pena. Il ragionamento è logico di questo tipo. Non so come andrà a finire questo processo, ma per far sì che il mio indagato possa avere una punizione, intanto lo metto dentro. Non è sempre così, è ovvio, dice il dottor Toni, ma la storia ci insegna che questo metodo è andato a peggiorare nel corso del tempo, con l'affermazione di quello che potrei definire senza problemi il processo mediatico. Attenzione, che questo è un punto del quale abbiamo parlato spesso nelle trasmissioni dedicate ad alcuni casi di giustizia, usati per riflettere più in generale sulla giustizia, che abbiamo fatto nel corso di Onda Libera, in primis la vicenda della strage di Erba. Il processo mediatico, dice il dottor Toni. E oggi, quando si parla di processo passato in giudicato, si intende sostanzialmente questo: una misura cautelare amplificata dal processo portato avanti dalla stampa. E questa è un'affermazione non solo provocatoria, ma terribile. Cioè, in sostanza, altro che 3 gradi di giudizio, dice il procuratore di Prato. Quando si parla di processo passato in giudicato, cioè come se avesse già fatto tutti e 3 i gradi di giudizio, in realtà stiamo parlando di un arresto amplificato dal processo mediatico portato avanti dalla stampa, con nessun riferimento naturalmente alla vicenda del signor Bossetti. Però il concetto, partendo da un esempio, è quello che sottolinea il procuratore in generale, cioè oggi presso la pubblica opinione, o gran parte di essa, un processo passato in giudicato, cioè una cosa già definita, conclusa, i 3 gradi di giudizio in sostanza non esistono, dice il procuratore Toni, molto spesso. I 3 gradi di giudizio spesso non ci sono, perché il processo è già finito nel momento in cui tu arresti uno e poi parte il processo mediatico. Il giudicato, anche grazie al fatto che ci sono spesso magistrati che portano avanti processi che sanno già in partenza che cadranno in prescrizione, il giudicato coincide ormai con la pena generata dalla gogna mediatica, cioè in pratica la sentenza è fatta dalla stampa, dai giornalisti. Ed essendo diventato il processo mediatico una costola del processo tradizionale, è ovvio che esistano molti magistrati che giocano spesso con gli amici giornalisti per amplificare gli effetti generati dal processo. Attenzione, altro aspetto interessante, perché nel corso delle puntate che citavo di Onda Libera, questo aspetto abbiamo cercato di toccarlo più volte perché è importante. La stampa, il modo in cui si raccontano le cose, dovrebbe essere un servizio per i cittadini, raccontare le cose per mettere i cittadini, le persone, a conoscenza di come sono andati i fatti. Quando uno non sa come sono andati i fatti, è meglio che non li racconti. Però se il suo mestiere è quello di raccontare i fatti, deve saperlo come sono andati i fatti. Quindi i fatti, base fondamentale perché ciascuno possa valutare non solo il singolo caso o i singoli casi, ma se la macchina della giustizia funziona, perché questo è il punto fondamentale. Dal caso A, dal caso B, dal caso C, raccontato bene con i fatti, il cittadino può trarre una valutazione sull'efficienza, la giustizia o l'ingiustizia, tutto quello che volete, della macchina che è deputata a una funzione fondamentale, quella appunto di fare giustizia. Quindi raccontando le cose per come si deve, si fa un servizio pubblico. Quindi quelle trasmissioni lì sono nate con questo tipo di intento, quelle che richiamavo di Onda Libera, per tentare di fare un servizio, una cosa utile, cioè, per metterla in termini molto pratici, una cosa utile e credo importante anche per tutti noi cittadini. Il punto è proprio questo che tocca il procuratore Toni, perché il processo mediatico, dice il procuratore di Prato, è diventato una costola del processo tradizionale. E attenzione, molti magistrati giocano spesso, attenzione alle parole, perché le pronuncia uno che ha una lunga carriera in magistratura
e che con le parole si suppone abbia dimestichezza, perché quando hai a che fare col giudicare le altre persone e devi metterlo per iscritto, le parole pesano e come. Quindi, dice il procuratore, molti magistrati giocano spesso con gli amici giornalisti per amplificare gli effetti generati dal processo. Ora, che un giornalista sia amico di un magistrato e che scriva delle cose di cui si sta occupando il magistrato non è cosa bella. Capita a volte vicino al Tribunale di Milano, è capitato prima, capiterà, di vedere giornalisti in amabilissimo atteggiamento di amicizia con magistrati. A me sta cosa non mi piace, come cittadino però, non come giornalista, perché le categorie lasciano il tempo che trovano. Come cittadino non mi piace. Non mi piace che il giornalista il cui articolo leggo sul giornale mostri e quasi ostenti tutto sommato, perché te ne vai in giro per le vie, amicizia con il magistrato da cui trai notizie. È quello che dice il procuratore di Prato sostanzialmente. Capita spesso che molti magistrati giochino con gli amici giornalisti per amplificare gli effetti generati dal processo. E qualcuno dirà, quello lì è sceso da Marte, è l'ingenuo di turno. Però se voi ci pensate, stiamo parlando di cose gravi, molto gravi, e qua non è questione di enfatizzare o fare gli ingenui o enfatizzare cose così marginali. Non sono cose marginali, perché il giornalista ha una funzione, dovrebbe avere una funzione, quella di rendere edotti i cittadini dei fatti, delle cose, e dovrebbe avere anche un ruolo di imparzialità. Se gli amici giornalisti amplificano la tesi del procuratore, stanno facendo qualcosa di riprovevole dal punto di vista professionale, e quello chi se ne frega, dal punto di vista sociale e dal punto di vista civile, perché la loro funzione dovrebbe essere quella di informare. Poi è chiaro, questi discorsi qui oggi si prendono per discorsi polverosi, retorici. Per me non lo sono discorsi di una grande importanza. Il magistrato riprende fiato, scrive ancora Claudio Cerasa, tira fuori da un cassetto il suo codice di procedura penale, sfoglia rapidamente alcune pagine e arriva all'articolo numero 358 del codice di procedura penale. Colto da un lampo ce lo legge e vedremo perché. Articolo numero 358, titolo quinto. Si tratta qui dell'attività di indagine del pubblico ministero. Cosa recita l'articolo 358 che il procuratore Toni a quel punto tira fuori davanti al giornalista? L'articolo 358 del codice di procedura penale dice esattamente così. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Questo articolo qui, senza dire che era il 358, perché non è quello il punto, l'abbiamo citato più volte nelle trasmissioni sulla strage di Erba. Perché? Perché il pubblico ministero è tenuto dalla legge, perché il codice di procedura penale è legge, a fare tutte le attività necessarie e a svolgere tutti gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona indagata. Chiaro? È un concetto chiaro? Quando un pubblico ministero dispone una perizia e fa lavorare per 3 settimane una squadra del RIS dei carabinieri ad alta specializzazione scientifica, e nel momento in cui questi gli portano il risultato che è sfavorevole alle tesi dell'accusa, favorevole alle tesi degli imputati, anzi in quel momento degli indagati, e quando il pubblico ministero decide che non sarà per quello perché è favorevole agli indagati, sarà per altri motivi, quella massiccia consulenza da lui stesso ordinata, lui non la vuole neanche considerare. Quando dunque una pubblica accusa si comporta così, secondo voi sta rispettando l'articolo 358 del codice di procedura penale, cioè la legge, che impone al pubblico ministero di considerare tutti i fatti e le circostanze favorevoli alla persona sottoposta a indagine? Dispongo una perizia scientifica del massimo livello, il RIS. Questa perizia dice che io ho torto e che hanno ragione gli imputati, allora io non la considero. Sto rispettando? Domanda parecchio retorica, l'articolo 358. Dice ancora il procuratore Toni: lei ha presente Karl Popper?
Ebbene, Popper diceva che qualsiasi teoria, per essere scientifica, deve essere falsificabile, il che significa che dalle premesse di base di questa teoria devono poter essere deducibili le condizioni di un esperimento che possa dimostrare integralmente falsa la teoria alla prova dei fatti. Il magistrato, secondo me, dice Toni, dovrebbe comportarsi allo stesso modo. Il magistrato dovrebbe raccogliere non solo il materiale utile a dimostrare una tesi, la sua propria tesi, ma anche quello utile a dimostrare il contrario. E non lo dice Piero Toni, sottolinea il dottor Toni, lo dice il codice di procedura penale. E invece no, prosegue il procuratore di Prato. Troppo spesso si va avanti a forza di gomitate, di forzature, e spesso succede che un magistrato si innamori così tanto del suo teorema da non voler accorgersi di tutti gli elementi che quel teorema lo contraddicono. Da questo punto di vista, le intercettazioni, il modo in cui sono state utilizzate in questi anni, il modo in cui sono diventate un ingrediente importante del processo mediatico, hanno svolto un ruolo chiave nel rafforzare i teoremi dei magistrati, facendogli perdere qualche volta il contatto con la realtà, dice il procuratore di Prato. E questo si può adattare a un'infinità di casi. Ma tornando a quel caso là di cui abbiamo parlato, quando le intercettazioni, anche lì, sono favorevolissime agli indagati, come la mettiamo? Si ignorano, si fa come con la perizia, si ignora. Quando le intercettazioni sono amplissimamente favorevoli agli indagati, e alcune imbarazzanti, alcune di un'imbarazzante evidenza a favore degli imputati, cosa si fa? In quel caso specifico si ignorano. Poi che le intercettazioni invece vengono strumentalizzate per rafforzare l'accusa ed escono sui giornali, questo è vero. Sui giornali quelle intercettazioni là, di quel caso là, non sono mai uscite, perché erano talmente evidentemente vere e favorevoli agli imputati che non si sono raccontate. Curioso, perché in Italia c'è stato un profluvio di intercettazioni spalmate sui giornali. Quelle lì invece no, non sono uscite perché erano favorevoli agli imputati, al quadrupede, come fu definita la coppia. L'eccessiva disinvoltura con cui vengono inserite le intercettazioni, dunque, sottolinea questo fatto il magistrato, il procuratore di Prato, interpellato oggi, anzi a colloquio con Claudio Cerasa sul Foglio. Qualche esempio appunto è quello delle intercettazioni che vengono inserite nei fascicoli. L'eccessiva disinvoltura con cui vengono inserite le intercettazioni nei fascicoli è un indice, dice il dottor Toni, di una difficoltà con cui gli inquirenti gestiscono l'indagine. Dal punto di vista delle intercettazioni è chiara la loro valenza mediatica, perché le intercettazioni hanno un immediato risvolto mediatico, gli amici giornalisti di cui parlava prima il procuratore. Dunque, in maniera disinvolta vengono inserite intercettazioni nei fascicoli. Ma questo cosa indica, secondo il procuratore di Prato? Indica che l'indagine è in fase di difficoltà. Quando uno fa trapelare le intercettazioni, un magistrato, vuol dire che la sua indagine sta avendo qualche problemino, diciamo così. Esistono naturalmente casi in cui le intercettazioni invece sono un elemento imprescindibile dell'indagine, ma esistono anche casi, prosegue il procuratore di Prato, in cui le intercettazioni vengono utilizzate in eccesso per ragioni, mi verrebbe da dire, di pigrizia, come un surrogato di altre tecniche e modalità investigative. Penso agli appostamenti, per dire, ma si potrebbero fare decine di altri esempi. Ciò che in questi anni mi ha stupito in maniera negativa, e che per fortuna nella mia procura non si è mai verificato, è il modo francamente assurdo con cui agiscono alcuni giudici e alcuni magistrati. È il metodo del copia-incolla. Tu ricevi 12.000 pagine di intercettazioni, le inserisci tutte nella richiesta di arresto, di custodia cautelare, poi te le ritrovi nell'ordinanza del GIP, che è l'ulteriore grado, e anche se alcune intercettazioni non hanno alcun rilievo penale, hai la certezza che grazie al metodo copia-incolla tutto rimarrà lì, a ingrossare il fascicolo e a regalare qualche ottimo bignè agli amici giornalisti.
Sento dire spesso ai vari governi che si sono alternati in questi anni, prosegue il procuratore di Prato, il dottor Piero Toni, a colloquio con Il Foglio, sento dire spesso ai vari governi che servirebbe un'udienza filtro per scegliere insieme con le parti le intercettazioni che andrebbero utilizzate e quelle che non andrebbero selezionate. E mi viene da sorridere, perché l'udienza filtro, che in realtà c'è già, si chiama udienza stralcio, l'udienza filtro che tanti invocano esiste già oggi, è prevista dal codice di procedura penale, servirebbe a tutelare le persone terze non indagate e a salvaguardare la privacy degli indagati stessi. Il problema è che nessuno rispetta questa regola e tutti fanno più o meno come diavolo gli pare. Eppure, dice Piero Toni, basterebbe così poco, basterebbe solo volerlo. Piero Toni ha in mano un foglio di carta in formato A4, poggiato in mezzo ad alcune scartoffie, accatastate lungo i bordi del tavolo dello studio del procuratore capo. È il regolamento interno, o meglio, il progetto organizzativo presentato ai colleghi dal procuratore Toni pochi giorni dopo il suo arrivo a Prato. Il dottor Toni ci mostra un punto, è il numero 13,5, che recita: il risultato delle intercettazioni telefoniche ambientali deve essere utilizzato in ogni atto processuale, compresa la richiesta di misure cautelari, al fine di tutelare la privacy sia delle persone estranee che degli stessi indagati, con la mera indicazione delle fonti intercettate, nonché del sintetico contenuto di quel risultato, quest'ultimo nelle sole parti attinenti alle indagini e evitando quanto possibile ogni inserimento di testo e relative trascrizioni. Basterebbe poco, dice Toni, basterebbe fare così, dare istruzioni alla procura in quel senso da parte del procuratore capo. Eppure molte procure vivono in un regime di dubbia legalità. Dovrebbero inserire nei fascicoli soltanto i riassunti, ma in realtà inseriscono tutto quello che non dovrebbero inserire. È il bignè per i giornalisti di cui parla il procuratore Toni. Chiede il cronista Cerasa: ma questa grande discrezionalità di cui possono godere gli inquirenti, sommata alla politicizzazione, non rischia di creare un mix pericoloso per il sistema giudiziario? Il procuratore Toni ci offre un altro sorriso e prosegue il suo ragionamento. Bisogna riconoscere, dice il dottor Toni, che negli anni ai magistrati sono stati assegnati diversi strumenti con i quali hanno avuto la possibilità di operare con grande discrezionalità. Non penso soltanto alle intercettazioni, perché è ovvio che un magistrato o un giudice che non ama particolarmente un indagato o un imputato sarà più portato a inserire nel fascicolo molti di quei bignè per i giornalisti che non hanno alcun rilievo penale, ma che piacciono molto appunto alla stampa e rappresentano oggettivamente un supporto necessario per portare avanti il processo. Non penso dunque solo alle intercettazioni, ma penso anche a strumenti e a tipologie di reati discutibili, come per esempio il concorso esterno, una tipologia di reato che non esiste nella legge, che di fatto è una creazione della giurisprudenza, che è stata più volte contestata dalla Corte di Cassazione e che da 30 anni avrebbe bisogno quantomeno di un intervento legislativo. L'Italia, dice il procuratore Toni, è ricca di tipologie di reato che permettono di inquadrare un reato senza che sia necessario portare grandi prove provate. È così, c'è poco da fare. E per quanto mi riguarda, posso dire che la mancanza di tipicità nella giustizia è davvero parente stretta di mancanza di legalità. Il libero convincimento del giudice, prosegue il dottor Toni, è un principio sacrosanto, ma per convincere il giudice servono fatti, non chiacchiere o motivazioni apparenti. Anche la storia dell'obbligatorietà dell'azione penale è una simpatica barzelletta, un giochino da salotto. Ci sono delle scelte prioritarie. La macchina giustizia non riesce ad affrontare milioni di processi. Deve sempre scegliere, in teoria, quali dovrebbe consegnare alla prescrizione e quali invece no. L'obbligatorietà, prosegue il procuratore capo di Prato, l'obbligatorietà non esiste. Il magistrato, in un modo o in un altro, sceglie sempre di privilegiare una cosa rispetto all'altra. Non c'è un meccanismo automatico che costringe un pubblico ministero a portare avanti un'indagine se riceve una denuncia o una querela. C'è sempre una discrezionalità.
Da un certo punto di vista, prosegue il procuratore di Prato, ci deve essere, perché bisogna approfondire e valutare se si tratta di una cazzata o di una cosa seria. L'obbligatorietà dell'azione penale è diventata una favola e purtroppo quando un magistrato è politicizzato può utilizzare questo strumento anche in maniera anomala, diciamo discutibile. Quanto alla politica, Piero Toni si illumina, scrive il cronista del Foglio, poggia le mani sul tavolo, si prepara, si carica e parte in quarta. È una tautologia, cioè una cosa ovvia, dire che la magistratura sia politicizzata. Non si tratta di un'opinione, si tratta di un dato di fatto. Esistono le correnti, esistono i magistrati che professano in tutti i modi il loro credo politico, esistono grandi istituzioni come il Consiglio Superiore della Magistratura, dove si fa carriera soprattutto per meriti politici. Francamente, prosegue il procuratore di Prato, non riesco a criticare fino in fondo chi sostiene che con una magistratura politicizzata ci sia sempre il rischio che le sentenze abbiano una venatura politica. Per questo, e lo dico da associato, da uno che paga da più di 30 anni la sua quota a magistratura democratica, dico che le correnti per la magistratura tendono a essere un male, anzi un dramma, e in tutto questo noto un elemento di grande contraddizione. Viene quasi da sorridere. Per quale ragione un magistrato non può essere iscritto a un partito e può invece far parte di un prodotto del pantografo, ovvero di una corrente che di fatto è configurata come un partito? Ma perché ci prendiamo in giro così? Osa il cronista a fare la domanda. Il ragionamento vale anche per Berlusconi? A questo punto il dottor Toni si fa più serio, si ferma un attimo, cerca le parole e le trova, si fa prudente, ma non rinuncia a dire quel che pensa. Non entro nel merito dei processi, dice il procuratore di Prato. Non ho titolo per entrare nel merito, ma posso dire senza paura di essere smentito che se Berlusconi non fosse entrato in politica non avrebbe ricevuto tutte le attenzioni giudiziarie che ha ricevuto. E anche sul processo Ruby, che in linea teorica dovrebbe essere un ordinario processo di concussione e di prostituzione minorile, è evidente che l'ex Presidente del Consiglio ha avuto un trattamento speciale. Un trattamento speciale. Il caso vuole che a Prato, proprio a Prato, uno dei vice di Piero Toni sia Antonio San Germano, pubblico ministero che ha fatto a lungo parte del pool di magistrati che hanno seguito da Milano il caso Ruby. Su San Germano, a Prato, i cronisti di cronaca giudiziaria raccontano un episodio clamoroso. L'episodio riguarda una richiesta particolare arrivata dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Procura di Milano, Bruti Liberati, per far sì che il dottor San Germano, nonostante la nuova collocazione a Prato, potesse essere ancora utilizzato dalla Procura di Milano per seguire il caso Ruby. In giuridichese si parla di applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Era il dicembre 2011. Il procuratore capo di Prato, il dottor Piero Toni, che parla oggi con il Foglio, appunto, il procuratore capo di Prato conferma che quella storia è vera e quel giorno rispose così: Gentile procuratore generale, mi consenta di rilevare che l'impegno del dottor San Germano nel delicato processo a Milano non appare neanche paragonabile all'impegno quotidiano dei magistrati di questo ufficio, anche a voler considerare tutto quanto si è appreso dai mass media e si è commentato nelle sedi più varie. Al di là del possibile riverbero politico che non compete alla magistratura e giudiziario sulla persona dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, pare trattarsi, in verità, di mere violazioni alla legge Merlin da parte di 3 sole persone. Violazioni, in quanto tali, di non eccezionale gravità e peso in relazione sia alle pene, sia alle aspettative delle parti lese, sia alle esigenze dell'istruttoria dibattimentale così come prevedibile. In sostanza, il procuratore Toni, davanti al procuratore di Milano, Bruti Liberati, che gli chiede indietro il pubblico ministero San Germano, era quello che aveva fatto a parte delle indagini sul caso Ruby, è stato poi trasferito a Prato sotto il procuratore Toni, nella cui conversazione col Foglio stiamo leggendo adesso. Insomma, da Milano arriva, Bruti Liberati, la richiesta di poter utilizzare ancora il pubblico ministero San Germano, che nel frattempo era stato trasferito a Prato, e il procuratore di Prato gli ha risposto così, anche con una certa eleganza, mi ha detto, insomma,
Qua si lavora sul serio, quel processino lì, a parte il presidente che riguarda Berlusconi, è un processino per violazione della legge Merlin a carico di 3 persone. Quindi il procuratore San Germano qui c'ha da fare sul serio. Lì, insomma, è un processetto, quello per cui la Procura di Milano mi chiede di ridargli indietro il pubblico ministero. Rispose proprio così, conclude Claudio Cerasa. Piero Toni, nonostante la sua richiesta non sia andata a buon fine, lo dice con naturalezza, lo dice da sinistra, lo dice da magistrato, lo dice da garantista e lo dice con libertà, con lo sguardo e con la voce, scrive Cerasa, di tutti quei magistrati e di tutte quelle persone di buon senso che in tutti questi anni hanno osservato con frustrazione la trasformazione della giustizia italiana. Questa era Nola di Felix Hunt, interpretata da Richard Dowling in maniera eccellente, direi, al pianoforte. Ma adesso cambiamo argomento e andiamo su Italia Oggi, perché c'è da segnalare, da leggere l'articolo di Tino Oldani, come quasi tutti i giorni, nella sua rubrica Torre di controllo, ci porta su una questione della quale non ha parlato praticamente nessuno. Putin e i cosiddetti paesi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, paesi emergenti una volta, fondano una banca che sotterra Bretton Woods e rivoluziona il governo mondiale. Sui giornaloni neanche una riga. Ieri i giornaloni, scrive Oldani, non hanno dedicato neanche una riga a una notizia più importante della bocciatura europea di Federica Mogherini. È il vertice dei capi di Stato e di governo dei paesi cosiddetti BRICS. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che martedì 16 luglio si è svolto a Fortaleza, in Brasile, e ha assunto una decisione
storica destinata a rivoluzionare la governance economica mondiale. Definire storica la decisione presa a Fortaleza non credo sia esagerato, scrive Oldani, perché avrà conseguenze paragonabili solo all'accordo di Bretton Woods del 1944, che poco prima della fine della Seconda Guerra Mondiale disegnò il nuovo ordinamento monetario internazionale centrato sulla supremazia del dollaro e su due istituzioni fortemente influenzate dagli Stati Uniti, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Da anni i paesi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, che insieme hanno quasi una popolazione di 3 miliardi di persone e un prodotto interno lordo in continua crescita, da anni questi paesi premevano per una sorta di nuova Bretton Woods. Perché? Per avere un peso maggiore nella governance mondiale e porre un argine alla supremazia del dollaro sempre più instabile e perciò sempre meno affidabile come moneta di riserva e per gli scambi commerciali. Le rivendicazioni di questi paesi sono state illustrate dall'economista Paolo Savona in un saggio di qualche anno fa, intitolato Il ritorno dello Stato padrone, i fondi sovrani e il grande negoziato globale, edito da Rubettino. Quel saggio di Savona si sta rivelando profetico, scrive Oldani. Benché consapevoli che la loro leadership mondiale fosse in declino, gli Stati Uniti di Barack Obama hanno fatto finora orecchio da mercante di fronte a tutte le richieste di una nuova Bretton Woods, ignorando i suggerimenti degli economisti più attenti e quasi irridendo la pretesa dei paesi emergenti di contare di più. Ai governi che hanno provato a sollevare il problema dell'instabilità del dollaro, ricorda il professor Savona, il Ministero del Tesoro americano ha sempre risposto con uno slogan a dir poco arrogante: il dollaro è la nostra moneta, ma è un vostro problema. Non minore fortuna hanno avuto le richieste di avere più peso nelle istituzioni monetarie mondiali. Per esempio, la Cina ha una quota di voto nel Fondo Monetario Internazionale del 4,86%, circa un quarto di quella degli Stati Uniti che hanno il 16,77%, benché le due economie ormai quasi si equivalgano. Non solo. La quota di voto della Cina è inferiore a quella della Germania, 5,88%, di poco superiore a quella dell'Italia, 3,66%. Gli altri paesi BRICS sono ancora più sottovalutati della Cina nel Fondo Monetario Internazionale. La Russia ha il 3,16%, meno dell'Italia, il Brasile 2,34%, India 1,88%, Sudafrica 0,5%. Stanchi di essere sottorappresentati, dopo anni di trattative deludenti, i paesi BRICS hanno deciso di prendere le distanze dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale con un atto formale che segna l'inizio di un nuovo ordinamento mondiale. Questo atto è la costituzione della banca BRICS, articolata nella New Development Bank e in un fondo di riserva monetario denominato Accordo sui fondi di riserva, Contingent Reserve Arrangement, CRA. Il capitale della banca BRICS sarà di 50 miliardi di dollari, finanziato in parti uguali dai 5 paesi fondatori. Avrà sede a Shanghai, Cina. Il primo presidente del Consiglio dei governatori sarà russo, il primo presidente del Consiglio di amministrazione brasiliano, mentre toccherà a un indiano il ruolo di primo presidente della banca e il Sudafrica avrà una sede regionale sul proprio territorio. Quanto al fondo di riserva monetaria, avrà un capitale iniziale di 100 miliardi di dollari, di cui 41 versati dalla Cina, 5 dal Sudafrica, mentre Russia, India e Brasile ne verseranno 18 ciascuno. La banca sarà operativa a partire dal prossimo anno. Quanto al dollaro, per ora moneta principe anche di questa nuova banca BRICS, sarà gradualmente sostituito con altre valute negli interventi che di volta in volta saranno messi in campo per aiutare i paesi con problemi di liquidità. Il leader russo Vladimir Putin, che ha partecipato a questo vertice di Fortaleza dove è nata la banca BRICS, non ha mancato di sottolineare questo evento in chiave politica. Ha detto Putin che l'istituzione della Banca per lo sviluppo dei paesi BRICS permette ai suoi soci di essere più indipendenti dalla politica finanziaria dei paesi occidentali.
e fa parte di un sistema di misure che potrebbe aiutare a prevenire le pressioni sui paesi che non sono d'accordo con alcune decisioni di politica estera degli Stati Uniti e dei loro alleati. Più chiaro di così, chiunque, perfino la Mogherini, può capire il duplice significato del messaggio di Putin, scrive Oldani. La banca BRICS rappresenta non solo una rottura del governo monetario mondiale creato 70 anni fa a Bretton Woods, ma è anche una risposta alle sanzioni economiche che gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno imposto e stanno imponendo alla Russia a seguito delle vicende in Ucraina. Putin 1, Obama 0, scrive Tino Oldani. La nuova banca, la cui prima idea si deve all'India, sarà aperta all'adesione di altri paesi delle Nazioni Unite, ma la quota dei paesi BRICS non potrà scendere sotto il 55%. Lo scopo di questa nuova banca, recita il comunicato ufficiale, è di rafforzare sulla base di sani principi bancari la cooperazione tra i paesi BRICS, integrare gli sforzi delle istituzioni finanziarie multilaterali e regionali per lo sviluppo globale, contribuendo a conseguire l'obiettivo di una crescita forte, sostenibile, equilibrata. Di fatto, in sostanza, conclude a questo punto Tino Oldani su Italia Oggi, è la nascita di una nuova banca mondiale, dotata di ampie riserve, che si pone come alternativa al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale e crea le premesse di una nuova architettura finanziaria globale, dove gli Stati Uniti non potranno più fare il bello e il cattivo tempo. È un evento epocale, sottolinea giustamente Oldani. È sui siti di tutto il mondo, tranne che sui giornaloni di casa nostra, tutti presi dalle sorti europee della Mogherini e dalla prima sonora sconfitta di Matteo Renzi. In fondo è una conferma. Servilismo e sconfitte vanno sempre a braccetto.
E questo era un pezzo di George Gershwin, Rialto Ripples, un ragtime di Gershwin, al pianoforte Stefano Bollani, orchestra Gewandhaus Orchester Leipzig di Lipsia, diretta da Riccardo Sciailly. Un pezzo rag, però composto dal grande Gershwin. Ma il ragtime, adesso chiudiamo in musica, sapete che il ragtime è una mia fissa, spero che sia anche gradita a chi ascolta. Fissa si fa per dire, mi piace molto, mi mette allegria, vita, e anche musicalmente parlando è molto meno banale di tanti pezzi musicali contemporanei, comunque ha una sua dignità, secondo me, ma senza perdere troppo tempo. Il ragtime non affascinò solo Gershwin, che se lo trovava in casa negli Stati Uniti, visto che è nato lì, ma affascinò anche compositori europei. E ne abbiamo un esempio in Claude Debussy, che compone almeno un paio di pezzi pianistici che sono chiaramente influenzati dal ragtime. Uno di questi è Minstrels, qui suonato da Boris Berman e che ascoltiamo, credo, volentieri. Da Boris Berman, ma l'ascendenza al reggae è molto più visibile anche in un altro pezzo di Debussy, un pezzo di Debussy che si richiama esplicitamente alla tradizione dei primi canti e pezzi musicali degli schiavi nelle piantagioni di cotone degli stati del Sud America, perché da lì nasce il reggae fondamentalmente, oltre che il blues. C'era una particolare danza, si chiamava Cake Walk, che è un po' la nonna, diciamo così, del ragtime e del jazz, quindi per conseguenza della musica blues. Il Cake Walk è anche il titolo di un pezzo composto proprio dal compositore francese, da Claude Debussy. Golliwog's Cake Walk, che ascoltiamo adesso in un nastro, in un rullo, che addirittura ci ripropone l'interpretazione dello stesso autore, Debussy.
rock, ma vi ricordate Rachmaninoff? Anche lui ha respirato l'America, c'è stato, e anche lui ha respirato quel tipo di musica. E viceversa, perché ci furono autori che a lui si ispirarono. Sono alcuni pezzi pianistici di Rachmaninoff che sono vicini al reggae, al jazz delle origini, diciamo così, e poi c'è il contrario, ci sono compositori americani che si rifanno a Rachmaninoff. Questo è un celeberrimo preludio in do diesis minore di Rachmaninoff, lo sentiamo interpretato dallo stesso autore, anche questo, almeno un pezzettino, e poi sentiamo come ha preso spunto un altro autore del proto jazz, diciamo così, dallo stesso Rachmaninoff, da questo pezzo anzi. Pezzo per scriverne un altro, quello che sentiamo adesso, il Russian Rag, cioè il rag russo, con il quale ci salutiamo. Buona fine di settimana a tutti da Giulio Cainarca con Russian Rag, suonato da Virginia Ticknor e Tom Breyer, composto da George Copps nel 1918, esattamente in corrispondenza con il pezzo di Rachmaninoff che abbiamo ascoltato in breve parte poco fa.